La gittarella di stamattina sarà a Monte Narbeddu, in territorio di San Vito. Un nuraghe secondo me è molto interessante da vedere per diversi punti di vista che vedremo adesso durante la gita. Eccoci, quasi arrivati alla cima, guardate che bellissimo panorama, molto nebbioso oggi, una giornatina fresca per fortuna. Siamo quasi arrivati alla cima, dove c'è il nuraghe Monte Narbeddu per l'appunto. Eccolo là, Monte Narbeddu. E qua tutto intorno a me, probabilmente il villaggio. Si vedono dei segni di utilizzo dell'area. Ragazzi, è meraviglioso, è bellissimo. Intanto guardate qua, probabilmente, anzi non probabilmente, eh, c'era l'ingresso del cortile interno. Non so se si vede, adesso ve lo faccio vedere da un'altra inquadratura. Qui le pietre, diciamo, dell'angolo dell'ingresso, e qui non si vede perché c'è la vegetazione, però entrava qua dentro. Tra l'altro voglio farvi vedere un'altra cosa, non si vede bene. Qua c'è proprio l'angolo della, diciamo, di questa struttura tonda, arriva lì giù, fa l'angolo e qui parte un altro muro bellissimo. Non si vede bene adesso, però qui il muro poi guardate prosegue lì sotto. Vediamo se riesco un po' ad e lì è come se ci fosse un'altra torre probabilmente, perché fa un altro angolo lì sotto. Lato ovest, ecco qua un'altra bella porzione di muro, bella. Guardate che bella lavorazione. Qua ecco continua sempre la torre lato ovest, che qua fa angolo e si praticamente appoggia alla torre centrale, che è questa, grande, bella, enorme, molto bella. Proseguo verso nord, ecco qua. Qua praticamente è diciamo il muro della torre centrale. A fianco vediamo un'altra torre laterale appoggiata diciamo, sulla struttura centrale. Bello, Mizzi è gigantesco, ragazzi. Non so se si vede qua, dove si unisce la torre, diciamo, centrale con quella laterale. È bello, adesso vi faccio vedere il dettaglio da vicino. Nel frattempo mi sono spistidato, vabbè, rischi del mestiere. Qui sono nel lato a nord invece, la torre. Questo, guarda, almeno 4 torri aveva. Ecco, adesso voglio farvi vedere. Qui vedete, rimane visibile ancora il vano interno crollato. Bello. La torre, questo invece è il muro della torre centrale. Figo, qua si vede benissimo, ecco, le due fasce murarie, la parte esterna e quella interna, il materiale di riempimento, compresa cacca di capra, quindi si continua a depositare materiale per dargli stabilità. E qui lato est e si ritorna verso
praticamente verso l'ingresso, che è quello là, laggiù. Quindi anche qui la torre, eccolo là. Anche qua si vede il muro, un secondo muro poggiato, quindi la parte sicuramente esterna e interna, vista dal crollo. Bello, bellissimo. Cari amici, da Monte Narbedo è tutto. In teoria adesso dovremmo scendere a berci un Montenegro, ma è a mangiare, quindi niente, passiamo il turno, ci beviamo un po' di acqua. Alla prossima.